A partire da oggi, 10 febbraio, a seguito del confronto istituzionale e dell'accordo raggiunto con gli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati con AICA in raccordo con il sindaco Vincenzo Corbo di Canicattì, il servizio di trasporto idrico sul territorio comunale riprenderà regolarmente secondo le modalità condivise, organizzate e improntate alla tutela dell'interesse collettivo. Il ripristino del servizio avviene nel pieno rispetto del contratto sottoscritto con AICA, si legge in una nota diffusa dall'azienda, e delle regole del servizio idrico integrato con l'obiettivo di ristabilire ordine, continuità del servizio, legalità a beneficio dell'intera comunità. Le modalità operative del servizio e i contatti diretti, il servizio di trasporto idrico verrà svolto dagli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso l'AICA, che opereranno in autonomia ricevendo le richieste direttamente dai cittadini tramite contatto telefonico ai numeri loro dedicati. A tal fine l'AICA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un elenco ufficiale degli autobottisti autorizzati con i relativi recapiti, così da garantire trasparenza, chiarezza e immediata accessibilità per gli utenti. Gli autobottisti potranno servire utenti regolarmente allacciati ad AICA, utenti in fase di regolarizzazione che abbiano presentato l'istanza completa tramite la PEC oppure domanda di nuova utenza o regolarizzazione presso gli sportelli dell'azienda. Il rispetto di tali condizioni consente di garantire continuità del servizio, correttezza delle operazioni a tutela della legalità. 4 punti di carico dedicati e personale AICA presente per assicurare efficienza, operatività e rapidità del servizio. L'azienda agrigentina ha messo a disposizione degli autobottisti 4 punti di carico loro dedicati. Questa organizzazione consentirà di garantire la continuità del servizio alla città, sostenere concretamente il percorso di regolarizzazione delle utenze, assicurare tracciabilità e sicurezza e tutela igienico-sanitaria. Legalità, collaborazione e responsabilità condivisa. L'AICA prende atto con favore del senso di responsabilità dimostrato dagli autobottisti che hanno scelto di lavorare in squadra con il gestore pubblico, contribuendo, si legge nella nota, a ristabilire un clima di tranquillità e fiducia sul territorio. Il rientro alla piena operatività del servizio autobotti rappresenta un passaggio fondamentale verso la normalizzazione del servizio idrico a Canicattì, nel segno della legalità, collaborazione istituzionale e tutela dei cittadini.